Nell'istante che ho sentito al ladro, come spirito di carabiniere, ho pensato che dovevo intervenire e cercare di capire cosa fosse successo. Quando ho visto l'uomo in acqua, invece, la prima cosa era più che arrestare una persona, era aiutarla, perché la vita è sacra. Doveva essere un pomeriggio di relax con gli amici al centro commerciale, invece si è trovato ad inseguire e poi salvare il ladro che nella fuga si era gettato nelle acque fredde del canale Brentella. Al ladro, le urla di una commessa di un negozio di scarpe all'interno delle Brentelle richiamano subito l'attenzione del carabiniere libero da servizio che comincia ad inseguire l'uomo con una borsa piena di refurtiva. L'inseguimento continua anche all'esterno, lungo la strada trafficata che collega Rubano a Padova. Il ladro è armato di tronchese e minaccia il militare. Mi mostrava una tronchesi in mano e mi riferiva allontanati, vai via o finisce male. Io a quel punto prendevo il telefono e contattavo il 112 per richiedere l'intervento di una pattuglia. Il soggetto nuovamente mi intimava di andare via, altrimenti sarebbe finita male, ma visto che io non indietreggiavo, riprendeva la fuga e correva verso la sommità arginale. A quel punto scendeva verso l'acqua e andava sotto il ponte. Chiamati i rinforzi, continua ad inseguire il ladro che si getta in acqua e comincia ad annaspare in evidente difficoltà. Sul posto arrivano le pattuglie dei carabinieri di Selvazzano e iniziano le manovre di salvataggio. Uno dei militari prendeva un bastone lungo e con l'altro militare siamo scesi verso l'acqua per aiutare il soggetto. Riuscivamo ad afferrarlo e a portarlo in salvo. Ansimante e in difficoltà, il ladro alla fine viene salvato. È un 49enne marocchino che è stato portato in ospedale per le cure, poi arrestato per rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane carabiniere in servizio alla caserma di Cadoneghe è riuscito anche a recuperare la refurtiva del valore di 190 euro che è stata poi riconsegnata al negozio.